Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima che anticipa il telegiornale delle 13:20. Come avete visto siamo in compagnia di Nicoletta Romeo della Casa del Cinema, con la quale parliamo della programmazione estiva al Giardino Pubblico, che è stata presentata pochi minuti fa e che incomincia sabato 8 per terminare, così diamo già le date, a metà settembre. A metà sì. settembre. Allora, partiamo prima da una riflessione che avrei fatto alla fine, ma mi fa gioco farla subito. Il fatto che la tradizione del cinema all'aperto si rinnovi anno dopo anno significa intanto rifarsi anche ad una programmazione che Mario De Lui, che aveva iniziato al cinema Ariston molto tempo fa, però significa anche che nonostante ciò che resta dell'home video sia ancora importante, nonostante le piattaforme, nonostante la grande offerta di cinema che c'è in giro e che viene veicolata soprattutto dal televisore, non dalle televisioni, è un discorso leggermente diverso, significa che la voglia di vedere o di rivedere un film d'estate rinnovando appunto quella tradizione c'è ancora ed è forte. È fortissima, soprattutto a Trieste. I triestini amano il Giardino Pubblico e il fatto di avere un'arena estiva, che oramai è l'unica arena estiva in città, nel cuore verde del centro cittadino, è importantissimo. Allora, a parte diciamo la gestione di Casa del Cinema, che ha portato comunque un valore aggiunto, certo, per quanto riguarda, come dire, il setting del giardino, insomma abbiamo rifatto veramente tanto. C'è un programma davvero straordinario, devo dire ricchissimo, un programma che, lo ricordiamo, sono almeno 50 giornate, serate anzi, di cinema, ma non è solo cinema, ci sarà anche teatro con Hangar Teatri, il Teatro Miela, ci sarà tanta musica, esattamente, quindi è proprio, molte di queste serate rientrano nel programma del Comune di Trieste Estate, tra cui Cinema Nord-Est, diciamo una piccola rassegna che portiamo avanti da tanti anni, che è gratuita, ma anche shorts a cura di Mare Metraggio, naturalmente, anch'esso gratuito i primi di luglio. Quindi è veramente una kermesse ricchissima, tra l'altro aderiamo a quel prezzo piccolo offerto dal Ministero, per cui tanto cinema italiano e europeo si pagherà meno, ci sarà un'entrata, diciamo un biglietto più piccolo, e vi promettiamo veramente un cinema per tutti i gusti e per tutte le fasce di pubblico. C'è proprio l'idea di offrire i grandi successi della stagione scorsa, film sottotitolati, film d'autore, grande cinema italiano e internazionale, film per bambini e famiglie. Qualche volta cercheremo di portarvi degli ospiti che accompagneranno le proiezioni. L'idea è quella proprio di una sorta di festival permanente del cinema, e questo forse è il valore aggiunto della Casa del Cinema rispetto alle gestioni precedenti. Da quanto tempo Casa del Cinema ha preso in mano questa programmazione? Questa è la terza stagione e speriamo naturalmente, visto che siamo, diciamo, siamo che continui, esatto, ecco, insomma, che continui per i prossimi 3 anni, quindi insomma speriamo. Ecco. Senti, come appunto avete suddiviso, diciamo così, la programmazione in macro aree, se vogliamo, no? Sì, la programmazione, come dicevo prima, è proprio per tutti i gusti. C'è l'idea veramente di rifare i successi della scorsa stagione. Cominciamo infatti con il film della Paola Cortellesi, ma anche con la Palma d'Oro a Cannes dell'anno scorso, Anatomia di una caduta, quindi insomma con i grandi film di grande pubblico, che chiaramente insomma rivederli nel giardino sotto le stelle fanno comunque un altro effetto. È riuscita a capire, scusami Nicoletta, se qualcuno li torna a vedere Avete anche questo tipo di feedback? Sì, succede anche questo proprio perché l'esperienza è un'esperienza diversa. La sala, che noi amiamo tantissimo, chiaramente ha il suo perché, ma l'esperienza dell'arena estiva ha un valore anche di aggregazione sociale, quindi non solamente culturale, è un modo per ritrovarsi, per passare le serate d'estate fuori al fresco per un prezzo veramente piccolo, quindi insomma veniamo incontro al pubblico in più modi. E poi
venite incontro anche a questa esigenza sempre più sentita e voglio dire culturalmente molto valida di assistere ad un film in lingua originale. Sì, c'è anche questo ce lo chiedono in più persone, non solo i giovani. Oramai c'è diciamo, questa esigenza fortissima anche in Italia di poter godere dei film stranieri anche in lingua originale su quei sottotitoli italiani. Questa mi sembra una scelta culturalmente molto civile, molto rispettosa, è andata benissimo nelle stagioni scorse, quindi insomma ci auguriamo che... Ma lì è più facile reperirli? Cioè, no, è lo stesso, diciamo, sono gli stessi distributori che ci mettono a disposizione o la versione doppiata o quella originale. Quindi non c'è... Certo, però insomma è il pubblico che apprezza molto, devo dire, anche questa seconda opzione. Vedi, abbiamo parlato l'altra settimana con Alan Viezzoli del Festival di Cannes, abbiamo cercato anche un po' di sviscerare un pochettino dove va il cinema. I festival rappresentano e non rappresentano il presente del cinema, però certamente sono degli appuntamenti che invitano alla riflessione. Dal vostro punto di vista, il Trieste Film Festival che tu dirigi è leggermente diverso, come uso un termine che se mi sente Franco però si arrabbia, la vostra mission è differente, però al di là di tutto, che idea vi siete fatti del cinema anche dopo la pandemia? Mi pare di capire che ormai insomma la ripresa, se non la ripresa economica che forse è un po' distante ancora, però la ripresa sociale del cinema è avviata, quindi... Guarda, dopo il Covid non ti nego che le sale cinematografiche hanno molto sofferto, così come i teatri. Per tutta una serie di ragioni. Per tutta una serie di ragioni che anche esulano dal Covid sì, e che forse partivano prima. Forse Ti devo dire che però c'è stata una grande ripresa e devo dire che alcuni titoli molto forti, se penso alla stagione scorsa, tra il film della Cortellesi, Oppenheimer o Barbie, hanno molto aiutato le sale e hanno fatto quell'effetto traino per cui la gente ha ripreso ad andare al cinema ed è diventata fino adesso, e speriamo che continui, un'abitudine che è rientrata di nuovo nell'uso quotidiano delle persone. Per quanto riguarda Cannes, quest'anno ho trovato che fosse un'edizione minore rispetto a quelle precedenti, te lo posso confermare, ma diciamo il cinema a livello mondiale racconta sempre grandi storie e quindi sono sicura insomma, che troveremo tanti bei film da far vedere al nostro pubblico anche quest'estate. Ha fatto molto scalpore insomma, ha sorpreso molto per esempio quest'anno, e probabilmente è appunto un'onda lunga alla quale è un effetto dell'onda lunga alla quale tu hai accennato, il fatto che a giugno per parecchie settimane in testa alla classifica dei film più visti ci fosse il film di Wim Wenders. Io non amo molto Wim Wenders, se devo essere sincero, insomma, uno ha i suoi gusti e li rivela, però è indicativo, no? Anche di un'attenzione che il pubblico riserva non solamente al grande blockbuster che delle volte poi persino delude. Difatti mi sembra che adesso ci sia un po' di preoccupazione quest'anno negli Stati Uniti proprio perché ancora non è uscito il filmone pre-estivo come l'altro anno poteva essere Barbie o appunto Oppenheimer. Però voglio dire, c'è una certa maturità nel pubblico italiano. Sì, assolutamente, e anzi il pubblico va trattato come intelligente, il pubblico non è stupido, se si parte da questo presupposto capisce subito che cosa offri. Il film di Wim Wenders è Perfect Days, a cui ti riferisci, è un film molto complesso ma anche molto semplice, oppure apparentemente semplice, in realtà molto complesso, su un personaggio straordinario e sulla sua vita quasi monotona, ma in realtà un inno alla semplicità, alla serenità, al trovare la soddisfazione nelle piccole cose, di cui credo il pubblico abbia capito il significato più profondo. Tra l'altro approfitto per dirvi che cominciamo la stagione del Giardino del Cinema con un grandissimo classico oramai, cioè uno dei documentari di maggiore successo degli ultimi 30 anni, cioè Buena Vista Social Club, che è stato restaurato, di Wenders, restaurato, tutto ambientato a Cuba, sulla musica cubana di Compay Segundo, che molti si ricorderanno, e quindi in versione restaurata verrà riproposto proprio all'inizio della stagione del cinema. A dimostrazione di quanto sia cambiato anche, diciamo così, di quanto siano cambiate anche le proposte cinematografiche, fino a qualche anno fa nessuno
si sarebbe sognato di proiettare dei documentari in un cinema, no? Nel senso il documentario era come dire, oggetto di festival particolari, forse passavano alla televisione, eccetera. Quindi voglio dire, tra le tante sfaccettature, tra i tanti tasselli che compongono l'universo cinema di questi ultimi anni, quello del documentario occupa un posto sempre più importante, mi pare di capire. Sì, diciamo che la distribuzione dei documentari è sempre molto complicata, in ogni caso, e restano comunque un genere difficile. Ma permettono di approfondire dei temi sociali o scottanti che la gente magari ha voglia appunto di vedere, di guardare al di là della televisione. Mi permetto per esempio di ricordare un documentario che facciamo vedere questa stagione estiva al nostro Giardino del Cinema, che è Food for Profit. Questo è stato un documentario, tra l'altro la regista sarà presente, che proprio ci racconta come dire, tutta la tragedia diciamo degli allevamenti intensivi di animali in Europa e delle responsabilità o delle mancate responsabilità da parte della politica europea nei confronti di questo problema, no? Degli allevamenti intensivi. Questo è un film che è piaciuto moltissimo ai giovani, è un film d'inchiesta, un film se vogliamo anche politico, ma soprattutto un film di attualità fortissimo. E ecco, quindi questo tipo di documentari penso possa attirare moltissimo pubblico. Facciamo quelle domande un po' stupidine, ma che insomma poi aiutano anche. A parte che diventa un pochettino difficile parlare di stagione da settembre, maggio, perché insomma c'è sempre questo tentativo di, come dire, trascinarla un po' nel nostro paese, difficile, ma comunque, vabbè. Dei film di questa stagione, qual è quello che più ti ha intrigato anche? Non necessariamente che ti sia piaciuto, perché poi il cinema è bello perché puoi discutere ore e ore e ore su un film che anche non è riuscito, ma che se poi ti fa discutere vuol dire che è riuscito, insomma. Però qual è quello che secondo te anche indica una tendenza praticamente? Non so se indica una tendenza, ma sicuramente il capolavoro di Radu Jude, che abbiamo fatto vedere anche al festival a gennaio e che ha fatto l'anteprima mondiale l'anno scorso sia a Locarno, e cioè Non aspettarti nulla dalla fine del mondo. Di prossima uscita con I Wonder Pictures, quindi insomma una distribuzione italiana, sicuramente uno dei film che rimarrà, non so se nella storia del cinema, è presto per dirlo, ma sicuramente è rimasto come uno dei tasselli importanti della cinematografia europea di quest'anno. È piaciuto moltissimo al pubblico giovane, è un film che diverte moltissimo, ma fa anche molto pensare e anche commuovere, quindi penso che abbia toccato varie corde. Ecco, mi è sembrato uno dei film che proprio ha scompaginato l'offerta cinematografica di quest'anno. Abbiamo ancora un minuto, ma questo magari potrebbe diventare anche un argomento di una puntata di Trieste in diretta, se credi. Come dobbiamo considerare le proposte delle piattaforme? Perché se è ben vero che non è tutto oro quello che le piattaforme mostrano, però è anche vero che per chi fosse minimamente curioso, le piattaforme presentano prodotti che arrivano da tutta Europa sicuramente, da buona parte del mondo, non ci sono molti prodotti africani, eccetera. Però da questo punto di vista che idea ti sei fatta delle piattaforme? L'idea che mi sono fatta è che non c'è un programma curato ed è questa la grande differenza tra una piattaforma e una rassegna di cinema o un festival di cinema. Una rassegna e un festival hanno un direttore, un comitato di selezione, collaboratori, persone che lavorano tutto l'anno a fare ricerche, a vedere film, a monitorare cinematografie lontane, autori anche sconosciuti, ma riescono sempre a curare un programma, vale a dire costruiscono diciamo un programma fatto di connessioni, di legami, di offerte anche molto molto originali. Sulle piattaforme quello che manca è forse proprio questo, c'è qualcuno che ti prenda per mano e ti dica ecco tu devi andare a vedere questo e non quello, ed è questo forse il problema per cui anche alcuni film molto molto belli, passati anche in festival prestigiosi, nelle piattaforme poi scompaiano perché nessuno sa che sono lì.
a disposizione e quindi scompaiono e sono invisibili nonostante potenzialmente hanno un pubblico di milioni di spettatori. Ma se credi di questo magari parliamo più approfonditamente, perché è qualcosa di abbastanza curioso. Allora io ringrazio Nicoletta Romeo per essere stata con noi. Grazie Nicoletta a voi. Romeo, Casa della Musica, Casa del Cinema, chiedo scusa. Ricordatevi che la programmazione estiva al Giardino Pubblico, come ho detto prima, comincia sabato e finisce a metà settembre. Tutta la programmazione sarà probabilmente sul sito. Seguiteci sul sito web di Casa del Cinema, casacinematrieste.it, sui nostri social, siamo su Facebook, su Instagram, cercheremo di fare gran passaparola. Insomma faremo tam tam, insomma seguiteci, il programma viene annunciato ogni 15 giorni, adesso è già disponibile quello che comincia l'8 giugno, quindi seguiteci diciamo sui nostri canali. Grazie Nicoletta per essere stata con noi, andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. È stato identificato il giovane aggressore che ieri pomeriggio in piazza Oberdan aveva accoltellato un ragazzo al culmine di una lite nata sui social. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del giovane aggressore, un 18enne italiano di origine albanese residente a Trieste, che ieri pomeriggio ha accoltellato un 19enne tunisino in piazza Oberdan. Il ragazzo è stato subito identificato ed è risultato, nonostante la giovane età, già noto alle forze dell'ordine. Proseguono dunque le ricerche del responsabile dell'episodio violento, l'ennesimo in città con protagonisti giovanissimi. La vittima ha riportato 2 ferite da arma da taglio ed è stato curato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La ricostruzione dell'accaduto è stata rapida, agevolata anche dal racconto della fidanzata del tunisino. Una sua storia su Instagram avrebbe scatenato il diverbio tra i due, che è proseguito poi dal vivo vicino a un bar in piazza Oberdan. La scazzottata è degenerata con l'utilizzo anche delle sedie del locale, fino a quando il 18enne ha estratto il coltello ferendo l'altro ragazzo con 2 fendenti al braccio. Quindi la fuga dell'aggressore sporco di sangue verso la zona della stazione e poi verso via Udine, dove le sue tracce si interrompono. Un convegno promosso da Asugi per discutere di buone pratiche ambientali. Si è celebrata a Catinara la giornata mondiale dell'ambiente. L'importanza di comportamenti virtuosi in campo ambientale è stato il focus del convegno organizzato da Asugi in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. L'azienda ha deciso di affrontare l'argomento da un punto di vista locale, nazionale ed internazionale, dando voce a tutte quelle realtà che hanno deciso di intraprendere la strada green, percorso sempre più indispensabile stante la situazione venutasi appunto a creare a livello, diciamolo, planetario. Sul podio si sono alternate le esperienze dell'OGS, di Acegas APS Amga, della Barcolana, del Burlo, esperienze che guardano al locale, al punto di partenza, ma che poi si declinano in contesti decisamente più ampi, come ad esempio lo studio del Focus Virisoides a Marina Iulia, condotto da Lisis Brignoli e Einaudi Marconi. La giornata ha voluto anche sensibilizzare in merito ad una serie di iniziative, verrebbe da dire basiche, ad esempio la Green Surgery. È un progetto che è nato appunto dal nostro servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con gli operatori delle sale operatorie. Si tratta semplicemente, sinteticamente, di una raccolta mirata, differenziata dei presidi, dei dispositivi, di tutto il materiale che viene utilizzato in sala operatoria che deve essere smaltito, una raccolta differenziata, e questo ci porta a un risparmio del 30% dei costi. Notevole poi, e per certi aspetti preoccupante, la necessità di far fronte ai problemi di salute collegati ad una interpretazione superficiale delle tematiche ambientali, laddove finalmente si è ben compresa la differenza fra clima e meteo, concetto fondamentale quando si declinano determinati argomenti. Quando noi parliamo di meteo e clima,
stiamo distinguendo fra un fenomeno locale che accade in posti specifici, no? Il meteo a casa mia, nel mio paese, e effetti su scale molto più grandi, sia spaziali, quindi regioni grandi della Terra, che temporali, decenni, secoli. Prevedere il clima, e questa è la cosa fondamentale quando parliamo di cambiamento climatico, è molto più semplice che prevedere il meteo. Ora possiamo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. È collegato con noi l'ispettore Schillani, al quale cedo subito la linea per le consuete comunicazioni in merito a traffico e viabilità. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, iniziamo con dire che la mattinata è trascorsa con interventi di routine, pochi incidenti di entità molto lieve, quindi nulla da segnalare. Attualmente non abbiamo interventi in atti degni di nota e il traffico è abbastanza scorrevole e anche scarso di quello che vedo dai monitor. Per quanto riguarda le manifestazioni, non sono previste nella giornata odierna nel pomeriggio che vadano a interessare la viabilità e il centro cittadino. Per quanto riguarda i lavori, siamo sulla strada Nuova Propicino in direzione con via Baiardi, abbiamo lavori di segnaletica in atto, siamo presenti sul posto per la viabilità, senso unico alternato, il cantiere è in atto, si svolgerà tutto il pomeriggio, saremo sul posto naturalmente per la viabilità. Per la serata odierna abbiamo avuto l'ordinanza per quanto riguarda la manifestazione per il caso di dengue qui a Trieste, quindi avremo un divieto di transito dalle ore 21 alle 24 in un perimetro, diciamo, che interessa le vie principali, che non cito tutte, ma quelle principali, che sono via dell'Istria, Costalunga, Carnaro, poi abbiamo via Campanelle e via Rovigo Orsera. Queste sono le strade principali. Il divieto di transito veicolare, ribadisco, è dalle 21 alle 24, saremo anche qui sul posto per vigilare e consentire alla ditta di fare le opere di infestazione. Naturalmente questo non è un obbligo, ma è un consiglio appunto alle persone appunto di non scendere in strada durante questo orario appunto per consentire queste operazioni. Inoltre ricordo che ci sono parecchi lavori sulla grande viabilità triestina, sia sul raccordo autostradale 13, quello che porta fuori città verso l'autostrada, che in GVTX 202. Oggi, questa sera, sarà chiusa per 3 sere, quindi oggi, domani e dopodomani, la Galleria Carso in direzione Trieste dalle 22 alle 06, quindi in orario notturno. Inoltre da domani sarà chiusa in raccordo autostradale la rampa di Farnetti in direzione Trieste. Questa chiusura avverrà fino al 12 giugno, dopo abbiamo tutta una scaletta di varie rampe che saranno asfaltate, quindi chiuse per quasi tutto il mese di giugno a scalare. Naturalmente di volta in volta forniremo le informazioni. Altre cose al momento non ci sono, quindi restituirei la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Parliamoci adesso di politica. Il Movimento 5 Stelle ha preparato la volata finale per la campagna elettorale in vista del voto delle europee, organizzando una serie di eventi fra incontro con i candidati, un'assemblea pubblica e la proiezione di un film al cinema delle Torri d'Europa. Siamo alle ultime battute, agli ultimi giorni della campagna elettorale per le elezioni europee. Come si sta muovendo il Movimento 5 Stelle per far conoscere il proprio programma attraverso eventi e banchetti a Trieste? Esattamente, sono proprio gli ultimi 3 giorni di campagna elettorale. Noi a Trieste siamo presenti con il nostro gazebo in Piazza della Borsa, in cui raccontiamo alle persone il nostro programma, quali sono i nostri candidati, e raccogliamo anche le firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo. Inoltre abbiamo anche degli appuntamenti e degli eventi importanti. Primo tra tutto l'appuntamento questa sera al Cinema delle Torri d'Europa alle 19, la proiezione dello spettacolo di Giuseppe Conte, in cui si parlano dei temi importanti per il movimento che saranno portati in Europa, quindi pace, ambiente, salute, diritti, contrasto al lobbismo e alla corruzione. Dopodiché avremo la chiusura della campagna anche con gli ospiti proprio della lista, quindi sono già passati da noi la nostra capolista Sabrina Pignedoli e Ugo Biggeri, e verrà con noi da domani Martina Pluda per chiudere la campagna elettorale venerdì, in cui faremo anche un'assemblea pubblica in cui vogliamo raccontare direttamente dai candidati e dai portavoce il programma del movimento. E non finisce qui però, perché racconteremo anche cosa ci sarà dopo le europee, come il movimento si muoverà a livello locale e nazionale, e come anche sarà importante un ruolo attivo dei cittadini all'interno del movimento.
Anche il consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi correrà alle elezioni europee con la lista Libertà, lista che ha fra le sue priorità la pace, la libertà di scelta degli individui e il contrasto ai colossi finanziari europei. La sua candidatura invece alle europee con la lista Libertà, ci presenta un po' le priorità di questa lista? Una politica libera proprio da questi conflitti di interesse, da queste lobby di potere che praticamente hanno sostituito la politica con dei burattini finanziati che eseguono gli ordini e che poi attuano dei piani, delle agende come l'agenda 2030, questa agenda green che ci impone delle direttive che i cittadini non vogliono. Io lo dico da professionista, no? Prima si è parlato di burocrazia. Io dopo 4 anni di partita IVA che ho aperto, da giovane partita IVA, veramente mi viene voglia di chiuderla, perché un ingegnere oggi è diventato un burocrate, come anche col 110, ti fanno passare la voglia di lavorare. E queste sono tutte delle direttive che servono semplicemente a occuparsi di cose che i cittadini vogliono occuparsi vogliono risposte sulla salute, sui servizi al cittadino, vogliono pagare meno tasse, vogliono avere meno burocrazia. Invece qua fanno tutto l'opposto. E l'Unione Europea veramente ci impone queste direttive, come la Bolkestein, che adesso il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza ha detto chiaramente che bisogna togliere le concessioni agli ambulanti, ai balneari, c'è anche il problema dei taxisti. Quindi le licenze, questo è uno degli obiettivi della nostra azione politica, quindi portare la libertà politica dentro le istituzioni. Allora, questa mattina in Piazza Verdi si è tenuta la cerimonia per celebrare i 210 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sarà tra l'altro l'ultima cerimonia a Trieste per l'attuale comandante Carrozzo. Ma vediamo quello che ci racconta nel prossimo servizio Laura Buccarella. Credo che i problemi siano legati soprattutto a un certo disagio sociale che non è solo di Trieste. Io credo che sia proprio un disagio generazionale. È chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato, un dissesto nell'equilibrio della sicurezza. Il disagio giovanile e l'immigrazione sono dunque fenomeni maggiormente nel mirino delle forze dell'ordine, secondo il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Mauro Carrozzo, intervenuto a margine della cerimonia in Piazza Verdi per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Noi stiamo continuando a fare periodicamente, settimanalmente, servizi ad alto impatto interforze, dividiamo il territorio tra polizia e carabinieri grazie anche al concorso della Guardia di Finanza e della polizia locale, quindi credo sinceramente che questa città, come tutto il resto della provincia, possa sicuramente vantarsi del fatto di avere forze di polizia che controllano il territorio. Nel 2023 i Carabinieri di Trieste hanno ricevuto 12.000 richieste di intervento, hanno disposto oltre 7.000 servizi di controllo del territorio e arrestato oltre 230 persone. Altre 1.600 sono state denunciate in stato di libertà. I dati sono stati diffusi in occasione della cerimonia odierna, durante la quale sono stati anche consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in attività di servizio e che è anche l'ultima a Trieste per il comandante Carrozzo. Il bilancio dei 3 anni è stato assolutamente positivo. Io mi portavo dietro un'esperienza a carattere prettamente operativa fatta in altri territori d'Italia, caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata. Ho trovato una terra qui a Trieste intanto bellissima, una economia e una società in crescita, in grandissima crescita, e quello che dico sempre è che nella parabola di crescita il benessere si porta dietro tutto ciò che c'è di buono e a volte si porta dietro anche qualche cosa, qualche criticità che va risolta, ma del resto noi siamo qui proprio per questo motivo. Allora, brillante vittoria della Pallacanestro Trieste contro Cantù nella prima gara della serie promozione a Desio. La squadra di coach Christian ha sfoderato una prestazione di qualità, soffrendo nel terzo quarto e chiudendo i conti nell'ultima frazione. Domani gara 2.
La pallacanestro Trieste accende l'entusiasmo giuliano vincendo gara 1 playoff in casa di Cantù. Non poteva esserci inizio migliore nella serie per l'ambita promozione in A1 da parte del team triestino. Qualità, consapevolezza, sofferenza e reazione hanno contraddistinto la sfida di ieri sera, una vittoria che proietta la squadra a gara 2 in programma domani in quel di Desio. Dopo il primo affondo di Ruzieri, i padroni di casa spingono siglando punti in serie, ma i biancorossi non sono da meno, trascinati da un Ruzier con la freccia rossa, 9 punti nel primo quarto. Il 17-11 esterno porta Cagnardi al primo time out, dopo il quale Cantù rintuzza il mini allungo triestino con Baldi, Rossi e Nicolic, ma le triple di Ruziere e Candussi e un tappin di Menalo mandano Trieste avanti di 10 al primo intervallo, 15-25. L'inizio di secondo quarto porta Cantù ad accorciare le distanze grazie a 2 canestri di Ikei, ma la squadra di Christian aggiorna il massimo vantaggio a più 15 con Candussi e Reyes per il 21-36 che diventa più 17 con la tripla di Reyes e appoggio di Vildera 24-41. Dopo che Bucarelli aveva spezzato il parziale giuliano. Trieste si inceppa per qualche minuto, Cantù si riporta a meno 11 con 3 punti di Young, i primi della sua partita, ma la tripla baciata dalla tabella di Ferrero fissa il 32-46 di metà partita. Avvio di terzo periodo contratto su entrambi i fronti, a sbloccare il punteggio è Young con un 2+1 che costa anche il terzo fallo di Candussi. Trieste sbanda un po' e si vede Cantù a meno 5 dopo un 9-0 di parziale, 41-46, fermato da Vildera che segna i primi punti biancorossi praticamente a metà quarto. Ai giuliani non riesce più niente, una tripla di Ikei a 1 minuto e mezzo dall'ultimo intervallo segna il sorpasso canturino sul 52-51. Filloy e Brooks riagguantano il vantaggio sul 52-55 dopo 30 minuti di gioco. Nell'ultimo quarto Trieste rialza la testa, non prima della combinata Nicolic-Ikei che aprono l'ultima frazione a suon di triple. Reyes pareggia da 3 a quota 58, Candussi commette il quarto fallo dopo meno di 3 minuti uscendo zoppicando, ma i giuliani con Vildera, Filloy e Reyes trovano 8 punti che dire preziosi e dire poco, anche perché dalla parte opposta Cantù risente della risalita alla bardata, condita dai liberi di Ruzier che chiudono i conti del match. Il primo round va a Trieste, coperta dal grandissimo entusiasmo dei suoi tifosi. Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo ancora con servizi per voi, quindi rimanete con noi. Entriamo in studio, sono stati affidati i lavori per l'importante opera di collegamento diretto fra la ferrovia del Molo VII del porto e la stazione di Campomarzio, intervento strategico che consentirà di aumentare la capacità ferroviaria dello scalo. Nuovo decisivo passo per il collegamento diretto fra il Molo VII del porto di Trieste e la stazione di Campomarzio. Rete Ferroviaria Italiana ha giudicato la gara per la progettazione esecutiva e l'effettuazione dei lavori necessari alla realizzazione del cosiddetto Varco 5 e alla demolizione del ponte ad arco previste nel progetto relativo al collegamento diretto fra il porto di Trieste e la stazione di Campomarzio. Nello specifico verrà realizzata una nuova galleria artificiale a singolo binario di circa 80 metri che permetterà il transito di qualsiasi tipologia di traffico merci, in particolare intermodale e semirimorchi, collegando il varco del Molo VII con il fascio arrivi e partenze della stazione. Al contempo si procederà alla demolizione del ponte ad arco esistente tramite operazione di sollevamento e traslazione. Gli interventi consentiranno di aumentare la capacità dell'impianto e migliorare l'accessibilità tra lo scalo e l'infrastruttura ferroviaria nazionale. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori saranno a cura di Preve Costruzioni SPA. L'investimento complessivo è di circa 7 milioni di euro, finanziato interamente con fondi del PNRR. Un'opera che permetterà di raggiungere l'obiettivo che RFI e Autorità Portuale si sono date per il 2026, portare la capacità potenziale del porto dagli odierni 12-13.000 treni l'anno a 25.000. Dura una novantina di minuti, senza soste intermedie, il tragitto del collegamento marittimo fra Trieste e Monfalcone, partito ieri e che sarà attivo fino al 30 di settembre. Presto Trieste Trasporti inaugurerà una nuova linea marittima con Barcola. È partita alle 8:30 di stamani la prima corsa del nuovo collegamento marittimo fra Trieste e Monfalcone. Gestito dal Delfino Verde in un primo tempo con la motonave Ammiraglia Deluxe, il servizio sarà attivo fino al 30 settembre. La linea Trieste-Monfalcone, attesa da una quarantina d'anni, attraccherà nella città dei cantieri in quello che è il punto più a nord del Mediterraneo dopo un tragitto di circa 90 minuti. 3 le partenze giornaliere.
a Trieste alle 8.30, alle 12 e alle 15.45, a Monfalcone alle 10.15, alle 14 e alle 17.30. Ci sarà la possibilità di trasportare anche biciclette, laddove le tipologie dei titoli di viaggio riguardano la corsa singola, la corsa andata e ritorno, un carnet di 10 e un carnet di 50 corse. Il trasporto marittimo dunque si rafforza e si rivela un asset importante per il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Non a caso, per quest'estate su Barcola, Trieste Trasporti ha in mente un nuovo collegamento. Stiamo lavorando per far partire un servizio innovativo che noi chiamiamo Barcola 2, l'autobus del mare, cioè un servizio che si aggiunge all'ordinario Trieste-Grignano, Sistiana, e che servirà ai cittadini triestini e ai turisti ovviamente per andare dal centro città a Barcola facendo diverse fermate in Porto Vecchio, ai Topolini, eccetera. Partenza si sa già più o meno? Non dico date perché gli annunci sono sempre molto pericolosi. È stata varata la prima guida triestina per evitare il passaggio al pronto soccorso dei pazienti, mirata in particolare a fornire un pacchetto di informazioni utili ai medici di medicina generale per indirizzare i propri assistiti. La prima guida triestina per evitare il passaggio al pronto soccorso attraverso una gestione più oculata delle visite urgenti specialistiche indirizzata ai medici di assistenza primaria. L'obiettivo più importante è quello di avere dei percorsi che erano già in atto, ma averne conoscenza con dei numeri di reperibilità in modo tale da poter garantire ai nostri pazienti gli accessi urgenti senza doverli mandare in pronto soccorso. Sono tutti percorsi che c'erano già, che noi abbiamo sostanzialmente messo in un vademecum e che ci danno una grossa possibilità di lavoro di questo tipo. Il vademecum ai percorsi sanitari più appropriati si basa sulle più moderne evidenze scientifiche e sulle potenzialità delle strutture nell'attuale organizzazione di Asugi e nasce proprio con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai cittadini in caso di urgenza medica, come ad esempio un'emorragia all'occhio, un ascesso da incidere, un aggravamento della funzione renale. Il paziente non è quindi in pericolo immediato di vita, ma deve essere curato al più presto. Secondo la nuova procedura, dopo essersi recato dal suo medico di medicina generale e ottenuto così un'impegnativa per la visita specialistica urgente, potrà andare direttamente dal medico specialista, oculista, chirurgo, nefrologo, evitando così di recarsi al pronto soccorso. Nasce dall'idea appunto di unire, parlandosi un po' di più, tra la medicina generale, quindi il territorio, e il pronto soccorso. Da una serie di incontri mensili che abbiamo fatto abbiamo visto la necessità di mettere insieme dei percorsi già esistenti in un documento da poi far girare ai colleghi della medicina generale, del territorio, così, affinché riescano a capire i percorsi già esistenti e quindi di fatto il paziente mandarlo direttamente in un ambulatorio dedicato piuttosto di passare per il pronto soccorso. Indubbiamente questi percorsi a cui abbiamo pensato e collaborato con i medici di medicina generale snelliscono abbastanza i percorsi urgenti degli pazienti inviati dai medici curanti in pronto soccorso. Di fatto l'idea nasce da un aspetto molto pratico, perché questi pazienti con in mano un'impegnativa del medico curante per una prestazione specialistica urgente venivano di fatto nel 90% dei casi gestiti dal pronto soccorso e pertanto intasavano, ovvero sovraffogliavano il pronto soccorso in modo del tutto inutile. Dopo il concerto di Ultimo cresce l'attesa per l'arrivo di Max Pezzali, che si esibirà nella data zero del nuovo tour allo Stadio Rocco domenica 9 luglio. Già venduti 23.000 biglietti. Archiviato il concerto di Ultimo con il successo di 20.000 presenze, è già tempo di preparare il Rocco per lo spettacolo di Max Pezzali. Per l'evento di domenica prossima, 9 giugno a Trieste, anche in questo caso data zero di un lungo tour estivo negli stadi, sono già stati venduti 23.000 biglietti, ne restano ancora circa 2.000 in vendita per i posti nelle tribune laterali. Si va dunque verso il sold out per l'ex frontman degli 883, il cui successo varca i confini di diverse generazioni, grazie a canzoni dai testi entrati ormai a far parte della cultura pop in tutta Italia. E il tour 2024, intitolato Max Forever Hits Only, con una scaletta di soli grandi successi, promette davvero di accontentare i fan di tutte le età, da quelli fedelissimi della prima ora ai giovani e giovanissimi, in tanti in arrivo a Trieste da diverse parti d'Italia.
Già iniziati ieri, i lavori per la transizione dal vecchio al nuovo impianto video, audio e luci sullo stesso palco, già allestito per ultimo, si concluderanno domani, giornata in cui è previsto anche l'arrivo in città dello stesso Max Pezzali, che fino a domenica sarà impegnato nelle prove con i tecnici e i musicisti. Rispetto all'anno scorso, l'artista presenta uno show completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questo nuovo tour, e l'attesa dei fan cresce di ora in ora. Rivediamo adesso il caso di Fausto Del Cielo, impossibilitato a raggiungere un terreno di sua proprietà in seguito agli interventi lungo la tranvia. Nel servizio anche la posizione del comune. C'è un contenzioso che contrappone il signor Fausto Del Cielo al comune di Trieste. Terreno, è il caso di dirlo, di scontro un tratto del percorso del tram di Opicina. Siamo alla fine di via Commerciale, alla fermata di Banne. In occasione delle prescrizioni dettate dall'ANS Fisa, necessarie per la rimessa in esercizio della linea, il comune ha eseguito una serie di interventi di manutenzione straordinaria, realizzando banchine e marciapiedi rialzati. Con la costituzione di questa banchina, questo manufatto, automaticamente mi è stato inibito l'accesso alla mia proprietà, che si trova a circa una ventina di metri dopo i cartelli. Quindi non posso né accedervi né fare qualsiasi altra attività. La posizione del comune è chiara: Palazzo Sipario non può autorizzare il passaggio lungo la via tranviaria, stanti le norme di sicurezza inderogabili. Secondo il comune, da sopralluoghi effettuati risulta che l'accesso al terreno di Fausto Del Cielo è possibile da via Sottomonte, a valle dei terreni, previa costituzione, anche coattiva se necessario, di servitù di passaggio su terreni confinanti di proprietà privata. Oneri che io non sono interessato a farlo, io transitavo. Siamo transitati qua da centinaia di anni senza nessun problema, adesso di punto in bianco, nel pieno rispetto di tutte le regole a cui bisogna adeguarsi, nulla osta però che io non posso essere privato del diritto di accedere alla mia proprietà. Un procedimento di mediazione, stante l'inconciliabilità delle rispettive posizioni, si è chiuso con un nulla di fatto. È tutto, 18 Trieste in diretta, 19:30 telegiornale della sera. Buon pomeriggio e a più tardi.